Giù l'autovelox anche sulla strada della tragedia. Abbattuto il box blu a pochi metri da dove venne investita una famiglia. La vice sindaca non funzionava, ma dobbiamo intensificare i controlli. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, lunedì 28 gennaio, e siamo a Santo Stefano di Cadore. Flexime non si ferma nemmeno davanti al freddo notturno semipolare di Santo Stefano e nella notte tra sabato e domenica, complice l'assenza di traffico, ha colpito nel pieno centro del paese. Lo ha fatto sotterrando non un palo ma un box dove viene utilizzato a rotazione l'apparecchio autovelox, ne scrive Yvonne Toscani. Ieri mattina il contenitore blu, posizionato in via Udine, a pochissimi passi dal luogo del drammatico incidente dello scorso luglio in cui perse la vita mezza famiglia, compreso il piccolo Mattia di 2 anni, è stato ritrovato a terra, rovesciato quasi di 90 gradi ed appoggiato al muretto, al parco del parcheggio del Palasport comunale. Ormai gli emuli di Flexime non si contano più tra il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Liguria. Nessun dubbio che si tratti del fenomeno che purtroppo ha ormai preso piede un po' ovunque. Nessun pessimo scherzo di carnevale, nessuna bravata, questa è la lettura che viene effettuata dalle istituzioni, che condannano l'atto vandalico irrispettoso e maleducato che ha colpito uno dei simboli per il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei limiti di velocità e quindi della sicurezza stradale. Fatti saltare i bulloni, nonostante il ghiaccio circostante, gli ignoti non devono aver comunque impiegato molto a staccare il box dal terreno e a posizionarlo girato su se stesso verso la struttura sportiva. La scelta del Fleximan locale è caduta su un contenitore mai usato e le cui aperture risultano ricoperte di brina, che lo rendono di fatto, almeno in questo periodo dell'anno, inutilizzabile. In realtà, a differenza di altre tipologie di cabine, quelle blu, squadrate e di metallo, di solito nascondono una telecamera fissa al loro interno e sono governabili a distanza senza la presenza delle forze dell'ordine per le levanite. Ma a Santo Stefano i box non sono mai stati operativi, tanto che la rilevazione della velocità viene svolta solitamente in prossimità dei ponti e delle festività da una ditta esterna. Sia in un caso che nell'altro le reazioni sono contrapposte tra chi lo ritiene il minimo deterrente per arginare la velocità e chi lo considera uno strumento per far cassa. Sull'episodio Comegliano intanto tuona la vice sindaco di Santo Stefano. Si tratta di un triste fenomeno di emulazione, afferma Elisa Bergagnin. Anche se quell'autovelox non è funzionante, mi auguro che in futuro nel centro del paese vengano intensificati i controlli. Del resto, che lungo la 355 Valdegano si corra e si sorpassi chi rispetta il limite non è così poco frequente. Il colpo messo a segno da Fleximan invita anche a prendere per mano l'intera situazione del controllo della viabilità in Comelico. E appunto si parla, poi c'è un altro articolo che dice che il rilevatore di velocità arrivò in paese nel 2016 dividendo i residenti, e quello che ha colpito è che sia stato proprio abbattuto nel luogo vicino a dove si è verificata la tragedia, dove c'è stato appunto l'investimento della famiglia e dove ha perso la vita anche il piccolo Mattia di soli 2 anni. Cambiamo argomento, continuiamo a sfogliare il Gazzettino e ci spostiamo a Setteville, nel nuovo comune di Setteville, frutto della fusione tra Quero Vas e Alano di Piave. Aperto nel 1946, chiude il Salone Gloria. La sofferta decisione della parrucchiera alanese Rosl, che ha tentato inutilmente di trovare i giovani per l'attività. È l'ennesimo negozio che chiude nel Basso Feltrino. L'ex sindaco Bogana: non c'è ricambio e mancano aiuti. E a scriverne è Fulvio Mondin. Prosegue la moria delle piccole attività commerciali nel Basso Feltrino. Dopo la recente chiusura della rivendita di giornali di Quero, che ha lasciato l'intero ex capoluogo senza altre rivendite, a chiudere la serranda dopo oltre 70 anni di attività, questa volta è lo storico negozio di parrucchiera di via Bortolo Puntini. A prendere la sofferta decisione dopo anni di lavoro, 50 per la precisione, visto che aveva iniziato nel 1973, è la lanese Gloria Rosl, che aveva preso il testimone dalla madre. Il Salone Gloria era stato aperto nel 1946 dalla mamma di Gloria, Antonietta Grizzi. Appena dopo la guerra Antonietta partiva in bicicletta tutti i giorni per andare a Cornuda, nel Trevigiano, dove ha imparato il lavoro che le ha permesso di aprire il suo negozio ad Alano. In quegli anni il negozio di mia mamma, spiega Gloria, era un punto di riferimento per tutto il Basso Feltrino e per l'Alto Trevigiano. E appunto adesso la decisione a malincuore di chiudere. Ho deciso di fermarmi anche se il groppo allo stomaco fatica ad allentarsi. Ho deciso di prendere in mano la mia vita e lasciare il posto ai giovani che però, almeno per quanto riguarda l'anno, non si stanno facendo avanti.
In cuor mio mi auguro che qualche ragazza giovane prenda coraggio, avvii il nuovo negozio. L'attività lavorativa di Gloria è proseguita negli anni curando i capelli di tante donne provenienti anche da fuori paese divenute clienti affezionate. Non c'è più ricambio generazionale, sottolinea l'ex sindaco di Alano Amalia Serenella Bogana, interpellata in merito. Le persone che raggiungono l'età pensionabile devono chiudere la loro attività, volenti o nolenti, è un destino dei piccoli centri e il comune non può sopperire fornendo agevolazioni fiscali perché è da parte dello Stato che si attuano queste politiche. Il comune cerca di andare incontro alle attività produttive per quel che può, ma è in grado di fare. Noi per esempio stiamo erogando la seconda annualità del bando triennale aree interne, che è poca cosa per quanto riguarda l'importo, ma è comunque sempre un impegno ed un aiuto. Ci spostiamo a Limana dove si parla di malghe, troppi errori, ora al conto, si legge appunto in questo titolo che riporta una dichiarazione dei consiglieri di minoranza, Stefania Dalla Corte, Luca De Toffolo, Matteo Troian, Prisca Sponga. La gestione uscente delle strutture comunali ha trascinato il municipio al TAR per la risoluzione della concessione. L'attacco del gruppo di minoranza, oltre al danno alla beffa, strutture e pascoli in completo disuso, ne scrive Federica Fante. I recenti sviluppi legati alla concessione della gestione delle strutture comunali Malga Moltegal, Malga Canal de Gatte e Malgavan gettano nuove ombre sulla capacità gestionale dell'attuale amministrazione, provocando danni e conseguenze che si ripercuoteranno negli anni. A dirlo sono i consiglieri di minoranza del gruppo Limana Prospettiva Futura. Il gruppo da anni si sta battendo per la valorizzazione delle strutture pascoli a suon di interrogazioni e iniziative. Ora arriva lo sfogo dopo che i gestori uscenti delle strutture hanno presentato ricorso contro il comune. Nel mirino la risoluzione della concessione in gestione delle strutture comunali denominate Malga Montegal, Malga Canal dei Gatti e Malga Van, avvenuta a giugno 2023. Il nostro gruppo, fanno sapere appunto i consiglieri, fin da principio aveva sollevato le proprie perplessità in merito al contenuto del bando di concessione e alla decisione di riunire sotto un unico ente la gestione delle tre malche che presentano caratteristiche diverse l'una dall'altra. I consiglieri parlano di asserite inadempienze contrattuali legate alla mancata realizzazione di opere di miglioramento e manutenzione straordinaria degli immobili che, aggiunte all'assenza di manutenzione dei pascoli tuttora abbandonati, hanno spinto l'ente comunale a dichiarare la risoluzione della concessione delle strutture nel giugno dello scorso anno. Il ricorso presentato al TAR dall'azienda, si tratta della società agricola Aizei di De Pellegrin Fabio di Belluno, che aveva la concessione per chiedere l'annullamento di questo atto, contribuisce a far aumentare i dubbi e le incertezze. Leggiamo un ultimo articolo sul Gazzettino e poi passiamo al Corriere delle Alpi. Ci spostiamo a Sappada Comelico, Carnevale dei Poveri, la festa è iniziata, ieri maschere e tradizioni a Cima Sappada per il primo evento che è in calendario per il comprensorio comeliano sappadino. Il pomeriggio è stato incentrato come sempre sull'ironia, tante burle sugli antichi mestieri umili con abiti dismessi, ne scrive Lucio Eichel Clere. Nel comprensorio comelian sappadino è iniziato il periodo del carnevale di antica tradizione, non carri mascherati, non allegorie grandiose, bensì il ripetersi fedele nei secoli di alcuni simboli che nel periodo che segna la prossima fine dell'inverno richiamano momenti di festa popolare vissuta soprattutto dalla gente dei paesi, anche se seguita e apprezzata dai turisti presenti per le settimane bianche. A Sappada il carnevale nel locale dialetto germanofono Plodar Vosenok si svolge nelle 3 domeniche che precedono la Quaresima. Ieri la prima domenica carnevalesca si è svolta a Cima, la borgata più alta della vallata, per quella che si chiama la Domenica dei Poveri. Secondo la tradizione, in questo pomeriggio d'inizio delle feste mascherate si dà spazio all'ironia e alla presa in giro delle situazioni in cui si manifesta la condizione di povertà, e l'articolo è arricchito da alcune fotografie. Passiamo ora al Corriere delle Alpi, anche qui c'è un articolo che riguarda l'abbattimento, come leggevamo prima, del box per l'autovelox lungo la strada della strage di luglio e c'è l'articolo a firma di Alessia Forzin. E cambiando argomento, a pagina 19, sempre con la firma di Alessia Forzin, c'è una notizia che porta questo titolo: Pratiche per gli oriundi, uffici in tilt, assunzioni ad hoc e bonus al personale. I sindaci temono ricorsi e cercano soluzioni, de bon, dipendenti al lavoro anche nel weekend, mole di lavoro enorme. Comuni costretti ad assumere personale dedicato esclusivamente alla gestione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza ai brasiliani di origine italiana.
altri che riducono l'apertura degli uffici ai cittadini, altri ancora dove i dipendenti fanno gli straordinari, lavorando anche nei fine settimana per smaltire gli arretrati. Il grido d'allarme partito dalla Val di Zoldo risuona anche in Valbelluna e si allarga. Sono almeno una dozzina i comuni del Bellunese sommersi dalle pratiche e che hanno segnalato come la situazione stia mettendo gli uffici anagrafe e Stato civile in grossa difficoltà. Ci sono fascicoli a Borgo Valbelluna, Sospirolo, Limana, Soverzane, ma anche a Lozzo, Voltago, Alleghe, Agordo, Roccapietore, Canale d'Agordo, Tambre, Fonzaso. Ogni settimana ci arrivano almeno una ventina di atti via PEC, racconta il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. Ne avremo almeno 1 migliaio in giacenza. A Sospirolo a settembre gli arretrati erano oltre 400, ma nei giorni scorsi è arrivato un plico con almeno una cinquantina di atti. Il timore dei sindaci è di finire nel mirino della giustizia, come è successo a Val di Zoldo, dove è stato notificato il primo ricorso al TAR per mancata ottemperanza ad una sentenza. I brasiliani con antenati italiani, infatti, per ottenere la cittadinanza italiana più in fretta, non si rivolgono più ai consolati nel loro paese di residenza, si rivolgono a un avvocato e la chiedono attraverso un tribunale italiano. La trascrizione degli atti di nascita, matrimonio, divorzio, morte viene scaricata sui comuni che non riescono a gestire la mole di lavoro, anche perché si tratta di piccoli municipi con poco personale e allora i sindaci sono costretti a inventarsi una soluzione. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, ci spostiamo alla pagina di Feltre dove leggiamo una notizia che riguarda l'assemblea di bacino 10, quindi parliamo di pesca, stop alle semine di pesce adulto, Zatta dice un problema per noi pescatori. La carta ittica regionale dispiega quest'anno i suoi effetti, Borghesan, l'incubatoio di Tomo è un modello, e ne scrive Roberto Curto. Un 2023 molto positivo e un 2024 ricco di incognite. Il bacino di pesca 10 che gestisce le acque feltrine si è contatto ieri in assemblea con i suoi 467 soci, in lieve calo rispetto al 2022, ma con un'impennata dei permessi giornalieri e plurigiornalieri che è pressoché raddoppiato, dato che oltre a garantire un'importante entrata economica segna anche una nuova modalità di pesca da parte degli appassionati che magari preferiscono gestirsi diversamente il tempo da dedicare a fiumi e torrenti. L'Assemblea ha anche approvato lo statuto che prende atto delle ultime normative per le associazioni ed è stato adeguato in quei punti in cui si allinea alle disposizioni del bando di concessione. Presente la provincia di Belluno con il referente Roger Demenec e i tecnici Denis Perer e Fabio Vorghesan, che ha la delega in materia delle acque e che trovano i bacini di pesca sparsi sul territorio i migliori alleati per gestire l'ambiente. Il grosso problema dell'anno che va a cominciare è legato alle imposizioni della Carta ittica regionale che dispiega tutti i suoi effetti a cominciare dalla drastica riduzione delle semine di pesce adulto, un aspetto non di poco conto tenuto appunto in riferimento che i pescatori, nella stragrande maggioranza, escono sul Piave e sui torrenti con lo scopo di portare a casa qualche cattura. Se le semine di pesce adulto sono pressoché azzerate, c'è da chiedersi cosa pescheranno i soci del bacino 10 e c'è appunto preoccupazione. E poi si è parlato dell'incubatoio di Tomo, che è la punta di diamante, perché è lì che si portano avanti i produttori che saranno distribuiti all'impianto di Bolzano Bellunese quando sarà attivato e negli altri appunto incubatoi del territorio provinciale. E con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto, arrivederci a domani e una buonissima giornata, un buon inizio settimana, un buon lunedì. Grazie mille.